Farra di Soligo riparte dalla sicurezza per gli alunni della scuola primaria Ancillotto di Soligo. Sì, questo è stato un intervento molto importante, come si sa per questa amministrazione la priorità è la scuola, non a caso ho fatto un accenno anche agli altri plessi scolastici per i quali adesso metteremo mano. Questo è un primo grosso intervento perché tenete presente che qui sono 700.000 euro di lavori, si è lavorato incessantemente per tutto il periodo estivo per dare la possibilità di ripartire con l'anno scolastico in regolare sicurezza e normalmente come tutte le altre scuole, quindi un grande lavoro che ha visto il lavoro di squadra portato avanti dal comune, dalla scuola, ma anche dagli alpini che ci hanno aiutato nel riportare gli arredi all'interno delle classi e da un'impresa che è stata veramente molto brava e molto determinante perché ha permesso di consegnare i lavori nei tempi prestabiliti, quindi davvero un grande lavoro di squadra, una grande sinergia e insomma la scuola di Soligo riparte in sicurezza. Onorevole, per lei oggi un ritorno nella scuola dove è stata insegnante per un momento importante per la comunità di Soligo, una scuola che viene finalmente sistemata dal punto di vista antisismico. Un'emozione oggi tornare in queste mura perché insomma hanno segnato gran parte della mia vita e quindi la contentezza è tanta e quindi unita a questi ci sono i miei complimenti all'amministrazione per aver saputo realizzare in così poco tempo un'opera così importante di ristrutturazione e di consolidamento di quella che è tutto quello che riguarda la sicurezza, quindi questo è fondamentale per i nostri ragazzi, per la nostra comunità, perché qui vivono le future generazioni, quelle che saranno i cittadini di domani e credo che questo sia uno degli esempi che ci rende grandi anche nel Veneto e in tutto il nord e in tutta Italia, proprio perché diamo l'esempio di come si fanno le cose, di come possiamo pensarle, di come possiamo realizzarle in maniera determinata, in maniera veloce e questo credo sia una garanzia per tutti. Ingegnere, oggi qui a Soligo avete inaugurato così la presentazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Ancillotto di Soligo, sono iniziati una settimana dopo la fine dell'anno scolastico dell'anno scorso, com'è andata? Direi molto bene, nel senso che abbiamo rispettato perfettamente i tempi. 90 giorni avevamo e 90 giorni abbiamo utilizzato proprio e quindi molto bene direi. Dal punto di vista tecnico che cosa è stato effettuato? Dal punto di vista tecnico è stato fatto un rafforzamento di tutte le murature e un'integrazione di tutte le murature presenti nella parte originaria della scuola che era completamente muraria e praticamente eliminando le pareti interne che erano dei semplici tamponamenti e trasformate invece in pareti portanti, soprattutto con effetto di resistenza agli sforzi orizzontali che prima non c'era. Per quanto riguarda, abbiamo separato i due edifici che erano appoggiati uno all'altro con comportamenti sismici differenti, li abbiamo separati e abbiamo integrato le strutture della seconda parte di scuola che era in struttura intelaiata, integrando le murature e operando su tutte le pareti interne con meccanismi anti-ribaltamento che sono molto importanti e che allora non erano previsti. Quindi possiamo dire alle mamme e ai papà degli alunni della primaria Ancillotto che i loro figli sono in una scuola sicura in questo momento? Direi proprio di sì.